Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live flash per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Questo confine torna a essere un momento di scelta e di unione, un confine che si trasforma in un elemento di raccordo e collaborazione capace di far crescere insieme. Nel percorso che le condurrà Gorizia e Nova Gorica al 2025 saranno la vetrina dell'autentico spirito europeo. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Gorizia in piazza Transalpina, dove è giunto assieme al Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor. Non coglieremo però appieno tutte le opportunità se limitassimo lo sguardo ai nostri paesi e a quelli che hanno raggiunto l'Unione, ha aggiunto. Il processo di integrazione non sarà infatti completo fino a quando i paesi dei Balcani occidentali non potranno condividere un destino comune. Slovenia e Italia sostengono le aspirazioni dei nostri vicini, sostenendo i processi di riforma. Non ci nascondiamo quanto impegnative siano le difficoltà, ma non giustifichiamo incertezze o cambi di rotta da parte dei 27, ha concluso Mattarella nell'intervento. In Friuli Venezia Giulia, su 5.066 tamponi molecolari, sono stati rilevati 132 nuovi contagi, tra cui 5 migranti o richiedenti asilo, con una percentuale di positività del 2,61%. Sono inoltre 20.719 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi, 0,08%. Si registrano 2 decessi, una donna di 69 anni di Trieste, deceduta in ospedale, e un uomo di 63 anni di San Vito al Tagliamento, deceduto nel proprio domicilio. Scendono a 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 54 i pazienti ospitalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate le positività di un infermiere dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontina, 2 infermieri dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, un infermiere del Burlo Garofalo di Trieste e un medico del centro di riferimento oncologico di Aviano. Relativamente alle strutture residenziali per anziani non si registrano casi di Covid tra gli operatori, mentre è stato rilevato un contagio tra gli ospiti nell'area di Gorizia. Come lavoratori portuali di Trieste continueremo nella nostra protesta contro il Green Pass e obbligo vaccinale. Siamo per la libertà di scelta. Non aderiamo a nessun coordinamento e ci dissociamo da gruppi che si stanno creando, soprattutto quelli violenti. Non facciamo parte di quelle fazioni, non vogliamo la violenza. Ci dissociamo da quello che può venire fuori. Lo ha spiegato una delegazione di lavoratori portuali di Trieste durante una conferenza stampa a cui rappresenta il dimissionario portavoce del gruppo tra il pubblico e senza intervenire Stefano Puzzer. È stata un flop la protesta organizzata oggi alle 13 dal coordinamento No Green Pass di Trieste nell'area del Varco 1 del Porto Giuliano, lato ingresso dello scalo che nei giorni scorsi non era stato coinvolto nella protesta. Qui i manifestanti si sono dati appuntamento per attraversare continuamente la strada sulle strisce pedonali con l'intento di ostacolare il traffico di tir diretti verso lo scalo, ma come si dice in questi casi si contavano sulle dita di una mano monca. E con questa notizia chiediamo qui questa edizione del nostro audio video giornale. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che ringraziarvi come sempre per la visione e l'ascolto e buona serata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.